una cosa che secondo me interessa a tutti i cittadini. I famosi cambi di casacca dei parlamentari, magari Mario Rossi, usiamo il termine Mario Rossi, candidato partito X, finisce la legislatura, si presenta con un altro partito, candidamente, sembra che veramente ha sempre sposato quell'idea politica, a parte il fatto che comunque anche durante la legislatura ci sono degli onorevoli dei senatori che cambiano casacca. Questo è un fatto noto, ma cosa ne pensa di questa cosa? Beh, il fatto stesso di dire orribile penso che sia abbastanza emblematico di quello che penso. Noi stessi siamo stati soggetti ad un problema come questo. Alle regionali del 2015 ci siamo presentati in coalizione con il centrodestra, abbiamo eletto un consigliere regionale nelle file di Indipendenza Noi Veneto. Questo personaggio dopo 7 mesi ha deciso di abbandonare coloro i quali l'hanno eletto per farsi un movimento. Purtroppo succede fuori da noi, succede anche da noi, dovrebbe esserci sicuramente un sistema che permetta, anzi che non permetta la possibilità di questi cambi casacca. Se uno decide che la linea politica del suo partito non è più confacente alle sue idee, beh, si dimetta, appunto, basta, fine. Cioè, non è che abbia la possibilità di andare dall'altra parte. Il mandato elettorale che gli viene dato è dato dagli elettori che l'hanno votato. Se quegli elettori non corrispondono più alla sua idea politica, che vada lui via dal movimento e non altre soluzioni.